non c'è più dei posti di cultura, c'è dei posti dove che si fa, i paroni si fa grana, giustamente, visto che hanno attività. Tutti dopo, io però mica più che il punto di incontro, che il fulcro intorno a cui si muove tanta roba. No, speriamo invece anche magari grazie a questa trasmissione qua a dare un fianco. Ma mi pare veramente importante, anzi invito tutti gli sponsor, non soltanto a Quaurinata e tutti questi sponsor, fratelli ormai famosi, che già dà molto da anni che dà molto musica di Italia qua nella provincia, ma anche ormai diciamo nel Veneto. Soprattutto la Quaurinata. Che tanti altri sponsor se proponesse di pagare questo programma, che è molto importante. No. Ti te merità una schicciata di 70 che tu visto. No, invece notavo che potevo farmi la barba. Sì, ma no, ma te che è più facile, questi si bombardare, facile gonfiare la barbetta. Lo so, infatti è brutto trovarsi becchi, ma se sei furieri che ti fa bei cose sempre un punto in più. Ah, beh. Buon dai, ma è ora. Dimmi. Ciao, che sì, sti gruppi che cantano in dialetto comunque in ogni caso, nonostante il vostro precedente del Sanremo, ti ricordi ancora qui a noi che abbiamo sempre fatto fatica a trovare una distribuzione, che è sempre dei pregiudizi. Anzi, dopo te parlo perché forse devo trovare una roba. Ah, bene, dai, dopo ne parliamo sotto banco in maniera. Ben, dai. E invece appunto... Via di questa globalizzazione, di questa cultura di merda che ne ha fatto in questi anni, scusate la parola, mi si conceda, tranquillo. E che adesso la gente non ama più certa musica, certe robe originali. Se ti guardi programmi come X Factor non serve per proporre musica nuova, ma soltanto il repertorio vecchio delle grandi case editoriali, che si ricciappa dopo in schede a SIAE. E sti poveri cristi che va a fare X Factor, sì, 10.000 persone che fa tutte le sessioni, che ne viene fuori a mese, che dura mezza stagione e dopo i può andare. Questa è la direzione che non c'è parte. E ritorna a fare i cassiere come Giuseppe Ferreri fra 10 anni. C'è giusto. Sì, giusto che dirle, con tutto rispetto per i cassiere, che delle volte anche a te a passare, che robetta tipo la metà da barba che costa tanto. A te ne ha fatte passare tante la metà soprattutto Peteni. Comunque a proposito diciamo, del repertorio dei scaggi in dialetto, abbiamo un video da proporre, che è Santa Marta. Santa Marta. Ma è un bel video, cazzo. È un video carino, sì. Che vi fatto, dove abbiamo fatto come che avete fatto vi altri con i vostri video, abbiamo fatto tutto noi altri, cioè ci siamo procura come si scrive sceneggiatura, storyboard, materiale per fare il video, abbiamo cercato il posto qualcuno che ne invitasse, che ne facesse un scambio, mi vengo a farti un concerto dentro da te e ti messi il posto per girare il video, insomma abbiamo fatto tutto così in casa. Però in questi casi qua dove che l'unione fa forse i risultati che se stai. Naturalmente come si andrà a finire? Che il video già era pronto prima che se non davimo da un ufficio stampa che lavorava per gli altri tutti ne rimbalzavano, ne rimandavi in drio perché anche queste... Bisogna far lavorare a tutti, non poi arrangiate sempre su che dici le robe. No, va bene però. Dopo si diventa un video bello, prima già era brutto. Ok. Siccome lo mandavo a media era brutto, dopo siccome lo va a portare all'ufficio stampa già diventa bello, benissimo. Beh, dai, magari sai tutti cose che non si può mai sapere che robe. Comunque, invece, il video, ovviamente, oltre a vederlo qua su Telecittà, puoi trovarlo anche su YouTube, se è vero? Sì, potete trovarlo su YouTube, sul nostro sito. Ricordiamo il vostro sito. Il nostro sito, che abbiamo il sito di MySpace, che è myspace.com/Sky Venezia, mentre dopo il sito nostro è www.sky.it. Scritto Sky, qua J, Sky. skaj.it. Sì. Boh. Ora ci guardiamo il video. Se vediamo il video, dai che così ne vado. Vai che andiamo Santa Marta. Sto timido.
a prima, a sinistra, Cotivardi su una carta. Son da abitar in Cae Minestra, vedo Marghera, Coverso e a finestra, al 2054 de Santa Marta. Mi stago al 2054 de Santa Marta. 2054 de Santa Marta. Mi stago al 2054 de Santa Marta. Go e careghe trovai mezzo e scoasse. Ve assicuro che non son tipo de classe. Tanto per dir mi son nato povaretto, 40 anni ma dormo sotto il tetto, al 2054 de Santa Marta. Ti puoi mandare una cartolina al 2054 de Santa Marta. Mi stavo al 2054 de Santa Marta. Vieni a trovarsi di coraggio al 2054 de Santa Marta. Dai che andiamo! Adesso vi conto una storia che è vera. Sei nato in Baia ma adesso sta a Marghera. Coa in guatagia in fondi di un corteo. E io sei poeta che tocca al video. Ma stavo al 2054 di Santa Marta. Se casa mia è il 2054 di Santa Marta. Vieni a trovarsi tipo al 2054 di Santa Marta. Mi stavo al 2054 di Santa Marta. Give it to me 4 times. Give it to me 3 times. Give it to me 2 times. Give it to me a 1 time. E non sbaglia mai! Oh, complimenti al video! Sì, abbiamo fatto i pittori. Ma ora adesso questa versione che ti ne ha portata, quella che non è la prima che era brutta, è quella che si bea. Sì, quella sì. Buon, infatti si vede, è brutta. Ah, simile, però ma buon, dai, ora va, ringraziamo Furio e anche Scagi. Grazie a Telecittà. Ricordiamo. Grazie a Telecittà. Ricordiamo invece dove chi puoi contattarvi su internet di nuovo. Che Da nuovo su MySpace Sky Venezia, se no skyskj.it. Ah, bene. A posto. Ma buon, dai ragazzi, ora andiamo avanti con i nostri discorsi. Ciao giovani! Ehi! Sono ancora amico! Ancora, ma non capisco ancora para via la regia. Aspetta. Cos'è questo rumore? Aspetta. Cosa devo fare? Bisogna scampare il masaro. Ma te che è un masaro in regia? Avevamo portato a fare merenda. Ah, bene. E c'era ancora vivo però. Anche un marito morto tipo, marito. Fuoretto, te era io. Come effetto? E te fa peccare. Anche perché avevamo a dare la ricetta. Che hai la ricetta? Che ricetta? Dell'anatra all'arancio. L'anatra all'arancio. Sì, te sappi l'arana ancora viva. Sì. Te che casi una bella arancia in cui te metti a rosolare. Oh, che bella ricetta. Segnatela, signore, a casa, che quando l'uomo torna affamato dai campi... E comunque ricordiamo che siccome ti si bauco adesso che c'è il carosello. Oh, avanti col carosello, vai che andiamo! Vai con la ciliegina!